Il palco di Piazza Cavour ad Agrigento per le prime esibizioni dei mini gruppi folk che partecipano al Festival Internazionale dei Bambini edizione 2013. Di fatto il primo atto della Sagra del Mandorlo in Fiore che, come avviene ormai da 13 anni, affida ai bambini l'apertura della manifestazione. Numerose le persone che hanno assistito dalle tribune alle esibizioni dei mini gruppi. Poco prima i 4 gruppi partecipanti, 3 provenienti dall'estero, Indonesia, Corea e Lituania, e quello della Calabria, in rappresentanza del nostro paese, oltre a quelli locali, hanno partecipato alla tradizionale cerimonia di saluto delle autorità locali, con in testa il sindaco Marco Zambuto e il vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Di Rosa. Nel corso della manifestazione i rappresentanti dei diversi gruppi hanno portato in dono al sindaco prodotti caratteristici dei loro paesi. L'Indonesia ha consegnato una pashmina, la Lituania un fischietto, la Corea un piatto tradizionale, mentre il gruppo calabrese ha consegnato una caratteristica tegola. Zambuto da parte sua ha donato il simbolo di Agrigento e dell'intera manifestazione, una mini riproduzione del Tempio della Concordia. Nel corso del cordiale incontro svoltosi nei locali dell'ex collegio dei Filippini, il sindaco ha ribadito i temi di pace, solidarietà e amore che sono alla base della manifestazione. Per i piccoli un momento anche di conoscenza e di aggregazione. Adam. Si chiama Adam, ha 14 anni, è la prima volta che viene qui ad Agrigento e l'atmosfera è meravigliosa perché tutti questi colori, questi costumi, queste musiche danno un senso di vitalità e di calore, quindi è molto contento di essere qui. Mi chiamo Farah, ho 12 anni, è la prima volta qui ad Agrigento e anche lei è molto contenta di essere qui perché non era mai stata e è rimasta piacevolmente impressionata della nostra città. Si chiama Tuyun, ha 13 anni, anche per lei è la prima volta ad Agrigento e anche lei è innamorata di Agrigento e piace molto la sagra.